Claudio Polano del coordinamento dei comitati per la difesa del San Michele di Gemona, ormai una costante da alcuni anni al Tallero la vostra presenza per difendere l'ospedale. Esattamente, noi sono 20 anni che scendiamo in piazza e che diciamo che l'ospedale del San Michele non può assolutamente essere non solo chiuso ma nemmeno riconvertito. È l'unico ospedale antisismico della regione, è l'unico ospedale che ha una presenza su un territorio che è il più sismico della regione stessa. Quindi addirittura pensare di trasformarlo in poliambulatorio e cronicario come vorrebbe la giunta regionale è un non senso non solo sociale ma anche economico. E in più i tagli previsti al pronto soccorso per il 31 marzo e la chiusura del reparto di medicina al 30 giugno priveranno un territorio di due servizi fondamentali e indispensabili. La vostra battaglia andrà avanti comunque sino a quando non arriveranno risposte. Noi, come ho detto, sono 20 anni che siamo sulla piazza, continueremo per altri 20, fin quando la ragione prevarrà e anche la politica si renderà conto degli sbagli che sta commettendo.